Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, vai Fioi, siamo qui per mostrare il bottino della Games Week, una Games Week ricca di passione, dove il Cume ha preso il giusto senza spendere fortune, anche con qualche regalino della Comendina e alla grande insomma. E qua abbiamo già uno scenario natalizio, perché comunque l'albero comendiano, l'albero di biscotti è qui nello studio. Allora, Fioi, di partire a bomba e di far vedere un po' le magie comendiane. Allora, si parte a bomba. No, però direi di partire da questo. L'altro anno, alla Games Week ho preso 3 cannelli dell'avvento pagandone 2. Quest'anno ovviamente solo uno. Cannella dell'avvento Super Heroes DC. E si gode ragazzi, quindi primo colpo comendiano. Poi partiamo con PlayStation 1, Toy Story 2. Tanta robina ragazzi. Non c'è il manuale, facciamo vedere, ma se posso risparmiare ragazzi, lo sapete che cerco di risparmiare perché ho troppe collezioni. Devo fare una scelta. Poi i puffi ragazzi, un gioco, io ho sempre amato i puffi, avevo tutti i giocattoli, mi sono pigliato. Il gioco questo è completo di tutto, quindi con il manuale. Eccoci qua. Quindi gioco dei puffi, che andrà anche questo comunque nella serie che voglio fare di certi giochi un po' curiosi per Play 1. Poi Sega Mega Drive, Toy Story 1, così abbiamo, ne volevo uno, eccoli qua, PlayStation 1 e Sega Mega Drive, Toy Story e Toy Story 2. Due capolavori, mi piacciono entrambi e non potevo non prenderli. Poi qua andiamo veramente su un pezzo che forse per dei pregiudizi comendiani non ho mai considerato molto, ma ho detto, visto che l'ho trovata a quel prezzo e mi mancava per le console portatili, perché non prenderla? Signori, devo dire che sono, come si dice, molto soddisfatto dell'acquisto. Nintendo 3DS scatolata. Eccola qua. Adesso a breve deve venire fuori un video con tutte le console portatili comendiane e ovviamente possiamo aggiungere, tenuto veramente bene, eccolo qua, 3DS. Chiaramente non faccio vedere niente, adesso giochi, roba. Ah, scusate. Adesso sono solo gli acquisti. Eccola qua, in tutto il suo splendore. Ok. 3DS Black Edition. Io ho già provato due giochi e devo dire che tanta roba. La Nintendo l'avevo un po' abbandonata, sinceramente, dopo aver bruciato il Super Nintendo. E, e invece è vero, PlayStation rimane la console della mia vita, della generazione, cioè della mia generazione, nel senso, io e tutti i miei amici avevamo, c'erano Sega per gli arcade in sala giochi e Nintendo e scusate, e PlayStation per insomma tutto il resto. Nintendo l'avevo un po' abbandonata, invece devo dire che, come si dice, ho sbagliato perché c'erano tanti bei capolavori che non ho considerato e che invece andavano considerati, però va bene, dai. Perdonate questo cumendone un po' così. Poi abbiamo preso Sonic e Mario Giochi Olimpici Rio 2016, che è il penultimo gioco che mi manca delle Olimpiadi che volevo, l'ultimo deve arrivare, perché non c'era alla fiera, eccolo qua, e Luigi Mansion 2, bellissimo, questo secondo me è un giocone. Eccoli qua. Aspetta che qua, scusate un attimo, riesco. Così si vede anche il puntone. Ok, bene. E poi raga, mi manca una vera console, ma l'altra ho detto non la prendo perché boh, non so, non mi convince, però in realtà mi mancano due console per chiudere le console comendiane, diciamo, particolare vero, dopo ci sarebbe il Master System, il NES, però io devo prendere quelle della mia generazione, quelle console io non ho mai giocato, quindi è difficile per me, magari potrei prendere la versione mini, però non lo so, diciamo, comunque sono cose che, ripeto, quando ho cominciato
a recuperarle, volevo quelle, questo era l'unico che ero indeciso, ho detto però devo arrivare a dicembre che me le sono prese tutte, e così sarà, perché anche l'ultima, insomma, non voglio dire niente, dai, il Kuma non vuole spoilerare niente, so solo che è arrivata, raga, la Wii U, e anche questa devo dire che che ho cappellato, perché non era una brutta copia della Wii, ma era proprio bella. Cioè, però ripeto, purtroppo ho avuto un periodo con i giochi, poi quando sono passato a PC, che ho un po' snobbato determinate console e brand, è inspiegabile, soprattutto nel Nintendo, perché ovviamente SNES l'ho bruciato, l'ho giocato forse in un certo periodo anche più della PlayStation da piccolo, però dopo ho visto la Play e ciao. E invece devo dire che è tanta tanta roba. Adesso la apriamo un attimo, io ho già tolto i cavi perché l'ho già provata, però facciamo vedere un attimo la console, mi sembra cosa buona e giusta. Un attimo solo, ragazzi, intanto vi godetevi l'alberello di Natale, e sto facendo proprio un video in velocità, perché tra fare le cose di Natale e lavoro sono stra mega preso in sto periodo. Allora, questo diciamo è il controller, eccolo qua, molto figo, tenuto anche bene, insomma, ripeto, anche questa ho speso, non voglio dire le cifre perché non voglio né, cioè, non mi sembra una cosa elegante, ecco, dire le cifre, però c'è da dire che cerco sempre di prendere il tutto a prezzi chiaramente vantaggiosi, o quello che è. Sicuramente non mi piace farmi inchiappettare, ecco, e qualcuno ci ha provato, perché ecco, alla fiera devo dire hai appassionati, ma hai anche gente che se può inchiappettarti lo fa ipervolentieri, sinceramente. È una cosa che proprio non mi piace, tra appassionati vuol dire che non è gente appassionata, ecco, se fa così. Questo è il mio modestissimo parere, e quindi tu del massimo di guarda, non ti faccio sconti, questa è la cifra, ed è la cifra della console del gioco, no? Che mi spari 100 euro in più perché pensi che sono un pirla, anche no, grazie. Eccola qua. Quindi questo è il nostro controller Wii U. Aiuto. Eccoci qua. E poi abbiamo, questa è proprio una console, diciamo, di nuova generazione, tra virgolette, nel senso comunque non vecchissima, di certo non la reputo ancora retro gaming, che proprio non avevo mai preso, cioè mai provato neanche. Eccolo qua, e questa è la console. Che, ecco, esteticamente il controller mi piace molto, la console un po' meno, però ho provato un gioco che adesso vi faccio vedere, che era l'unico gioco che volevo in realtà, quando l'ho vista mi incuriosiva molto, però boh, dopo ho detto non è neanche il mio genere, non lo so. Invece come al solito il Cume fa la cagata e non l'ho considerato, invece era da considerare. Ok, quindi siamo riusciti a portare a casa a un prezzo fantastico la mitologica, fantasmagorica Wii U e il Cume gode. E quando il Cume gode sono dolori. Ok, poi con la Wii U abbiamo portato a casa Mario e Sonic ai Giochi Olimpici, l'ho preso anche per Wii U. Ok, e questo che per me è un giocone, me lo sto giocando, mi sta gasando. Zombie U, veramente tanta roba. Mi scuso con la Nintendo se non ho cagato certi giochi. Eccolo qua, perfetto. E poi ragazzi, come chicca finale, questo l'ho preso perché io ce l'avevo già, ma purtroppo in condizioni ormai pessime, questa cosina qua, ma ve la faccio vedere dopo una breve introduzione. Eccomi qua raga, scusate, piccola interruzione. E signore, ho preso il Game Boy, una cifra ridicola, adesso ho messo Aladdin, lo vediamo un attimo perché dai, ma finalmente ho ripreso la versione diciamo classica, che adesso ce l'avevo già, ma ripeto con il tasto non funzionante Start e A, e un po' insomma vaneggiava tanto vecchio, l'avevo proprio bruciato, è che non si vede un cazzo, il problema è quando vedi, non lo capire come farlo vedere. Io sono Aladdin e il tappeto volante ci accompagna proprio qui. No, non vedo un cazzo. Aspetta un attimo.
Avevano anche le batterie scariche, il tappeto volante. Dai, 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 dai. Ok. Fio, io non so se non si vede un cazzo. Dai, comunque funziona. Non lo userò mai perché mi spacco gli occhi, però almeno ne volevo, oltre a quello che lo metto in, diciamo, bacheca, anche quello, insomma, che comunque funziona. E niente, ragazzi, questi sono gli acquisti della Games Week, ragazzi. Quindi, insomma, non ho speso una cifra mostruosa, perché alla fine la Games Week, purtroppo tanti prezzi sono gonfiati, a me dispiace di sta cosa, ma non ho visto dei giochi, cioè se io, ecco, se dovessi vendere i giochi che ho, secondo il prezzo della Games Week, cioè, sono milionario. Invece certi giochi non valgono a mio parere la cifra che sparano là, però è bello, tanto casino, io non amo molto il casino, mi piace stare, per esempio io al mio negozio di fiducia Retro Gaming, vado là, me la godo, mi coccola, parliamo, facciamo, nel senso così, mi piace poco, c'è poco, diciamo, io sono ancora fermo che andavo a Venezia a prendermi i giochini, li provavamo, stavamo là ore, prendevo una pizza, come si dice, un pane genovese con le olive, e tornavo, e dopo aver già comprato il gioco magari ne provavo un altro, era così, era un altro mondo purtroppo che non c'è più, è tutto molto freddo, però devo dire che le persone che mi hanno venduto la roba erano comunque persone valide. Quindi ragazzi ci becchiamo per il recap finale, questi sono gli acquisti della Games Week 2023. PS, grande Milan, mamma mia, ho visto la partita e abbiamo vinto, ma che schifo. Champions League, lasciamo perdere, gli Inter ci prendono in giro, hanno ragione purtroppo, però mi viene da piangere. Eccolo qua ragazzi, bottino, Games Week. Molto soddisfatto. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ci becchiamo con gli acquisti di novembre che arriveranno dopo questo video e dopo si parte con dicembre con lo speciale Natale comendiano. Ciao!